Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo ad occuparci del mare sporco. Resta alta la tensione e l'attenzione tra le proteste dei bagnanti, la preoccupazione dei sindaci che cercano una soluzione e il monitoraggio della Procura di Paola. I particolari nel servizio. È la più fotografata dell'estate sul Tirreno Cosentino. Non è una miss, ma la striscia bianca che compare puntuale in tarda mattinata, scoraggiando villeggianti e turisti ad entrare in acqua. Un problema che non sfugge all'attenzione del Tribunale di Paola, dove il procuratore Pierpaolo Bruni sta monitorando filmati e segnalazioni arrivate nel Palazzo di Giustizia. Le analisi dell'ARPACAL che allarmano e rassicurano nel giro di pochi giorni le proteste dei sindaci interessati, Falconare Acqua Appesa, a cui è stato intimato di apporre i divieti di balneazione. Appena pronti, in municipio è arrivato il contrordine. Cittadini confusi, non si può affrontare l'emergenza in estate, dicono i primi cittadini, ospite della trasmissione Direttamente. Dobbiamo capire innanzitutto e ragionare sul mare non solo nel mese di luglio e ad agosto, quando lo osserviamo e quando siamo i diretti fruitori. Dobbiamo, come dire, interloquire col mare 365 giorni all'anno. Intendiamoci, il mare Tirreno non è inquinato, alcune volte sporco. Lo avete sentito, il mare non è inquinato, non è malato, almeno in quest'estate però bisogna rassegnarsi alle mucillaggini. Noi ai cittadini oggi però cosa dobbiamo dire? Perdonateci, non siamo stati in grado fino ad oggi di darvi un mare in tutti questi anni così pulito come lo aspettavate. Ora però nel contempo rivolgo una preghiera a loro. Non pensate che è il mare di Torremezzo o il mare di Fuscaldo, il mare di Acqua Appesa che ha questo problema. È tutto, inizia da Tortora e finisce giù. In passato, come evidenziato nel corso della trasmissione, si è tentato di mettere mano ai depuratori, 900 milioni spesi negli ultimi 10 anni, soldi pubblici che evidentemente non sono bastati a risanare gli impianti. Cosa fare? Ci sarebbe un'altra ipotesi di soluzione. È da anni che sostengo che vanno smontate le condotte sottomarine o vanno monitorate per 24 ore al giorno. Come ogni estate si è al capezzale del mare, si riuscirà a trovare stavolta la quadratura del cerchio?